manodopera, la proposta dell'assessore regionale Donazzan, facciamo rientrare gli oriundi veneti dando loro formazione e possibilità. Ho chiesto a Veneto Lavoro di attivare uno sportello online negli stati della nostra emigrazione. Vendemmie in nero e braccianti sfruttati, dopo i casi di San Biagio e Maserata, i controlli della finanza a Valdobbiadene, trovati 10 lavoratori irregolari, l'attacco della Will nelle vigne della Marca, sembra tornata la schiavitù. La sanità del Veneto dell'ultimo biennio nel mirino di un sondaggio commissionato dalla CISL fra 3.500 cittadini, per 7 veneti su 10 è peggiorata negli ultimi 2 anni. È morto dopo 5 giorni d'agonia il 22enne di Silea, schiantatosi in moto sulla Treviso Mare, e oggi altre 2 anziane vittime. L'auto di uno 74enne si ribalta, ad Arzignano un 85enne travolto e ucciso da un furgone. Paura a Cassola per un incendio scoppiato all'asilo nido comunale di San Giuseppe. Evacuati 55 bambini, nessuno di loro fortunatamente è rimasto intossicato. Insulti social alla figura del generale Luigi Cadorna, il segretario di Indipendenza Veneta Michele Favero, condannato a risarcire le eredi. Non mi pento, lo rifarei. A Longarone continuano gli eventi verso la commemorazione del 9 ottobre. Oggi riunito il Consiglio Nazionale dei Geologi, il ministro Salvini in collegamento, presto il piano idrico nazionale. Blitz dei giovani ambientalisti a Venezia contro il piano siccità regionale. In 2 si arrampicano sul balcone del Palazzo di Santa Lucia. Intanto in città la provocazione di un artista, una Madonna di colore rosso con il boccaglio da sub, simbolo della città che affonda. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, in primo piano lavoro e occupazione, perché mentre in Veneto continua a calare l'offerta soprattutto di operai e personale specializzato, la Regione ha avviato un'iniziativa per far tornare i discendenti dei nostri emigranti nel mondo. Sentite. Una risposta alla mancanza di forza lavoro in Veneto potrebbe arrivare dai luoghi della nostra emigrazione. L'iniziativa è stata annunciata oggi dall'assessore regionale Elena Donazzan durante la visita ad una delle tante aziende in cerca di operai. Il tema del personale è diffuso in tutti i settori. Abbiamo in mente un progetto di poter richiamare gli italiani nel mondo, i veneti nel mondo, in patria, e offrire loro posti di lavoro e formazione. L'offerta è rivolta ai figli e ai nipoti dei nostri migranti attraverso degli sportelli virtuali dedicati in tutte le nazioni dove sono presenti i veneti nel mondo. Ad occuparsene sarà la struttura regionale Veneto Lavoro, che incrocerà le competenze offerte dagli aderenti all'offerta tra i 5 milioni di oriundi veneti, con le richieste delle aziende, promuovendo anche possibili corsi di formazione e aggiornamento. Lo faccio attraverso la consulta che in queste ore, la consulta dei veneti nel mondo, che in queste ore sta lavorando a degli approfondimenti. Assessore attivo anche su un altro fronte dell'occupazione in Veneto, quello dell'inserimento lavorativo degli immigrati attualmente nei centri di accoglienza. Donazzan che approva l'iniziativa del sindaco di Treviso Mario Conte per un ufficio di collocamento all'interno dell'ex caserme Serena, ma solo per chi ha i titoli per restare in Italia. Si stringono le maglie. Chi non ha diritto di stare qui deve essere rimpatriato. Per chi ha diritto di stare qui vediamo che bilancio di competenze, sanno fare qualche cosa nella vita, hanno fatto qualche lavoro che è spendibile anche qui. Allora in questo senso anche lavorare con la Regione del Veneto e con il nostro bilancio delle competenze può essere interessante. Continuiamo a parlare di lavoro, ma irregolare. Siamo nel Trevigiano, nelle colline del Cartizze. 10 lavoratori completamente irregolari sorpresi dalla Guardia di Finanza a vendemmiare. Ancora blitz, ancora 10 braccianti irregolari, questa volta scoperti tra le vigne collinari del Cartizze in Valdobbiadene. Una vendemmia che quest'anno nella Marca sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora, puntando l'attenzione su un tema sempre più spinoso: dormitori abusivi, manodopera sfruttata, ma soprattutto illecita. Una mappatura, quella del lavoro sommerso nella Marca, che le forze dell'ordine stanno ridisegnando a colpi di blitz, da San Polo di Piave a Maser, da Maserata a Nerbon di San Biagio, dove poche ore fa 6 agenti della polizia locale hanno individuato 26 tra pakistani, afghani e indiani ammassati nelle stanze di un'abitazione di via Gorizia, alcuni di loro braccianti non in regola, altri clandestini. E questa volta a finire nel mirino della Guardia di Finanza, in particolare delle Fiamme Gialle di Conegliano, un'azienda nelle colline del Cartizze destinata alla produzione del rinomato prosecco di OCG Valdobbiadene Superiore. Scoperti 10 lavoratori irregolari. I lavoratori che abbiamo individuato sono di cittadini italiani che residenti nella zona di Treviso hanno prestato la loro manodopera
prevalentemente quella della raccolta a mano, che nelle zone collinari dell'area Cornigliano-Valdobbiadene è la raccolta prevalente per le uve da vino. Nessun contratto per i 10 braccianti, risultati completamente irregolari. Nei guai il titolare dell'azienda ha segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sono state effettuate le previste comunicazioni all'Ufficio Territoriale del Lavoro per le eventuali determinazioni sulla sospensione eventualmente dell'attività dell'azienda, circostanza per la quale possono essere previste sanzioni anche oltre i 15.000 euro. Rimaniamo sull'argomento perché è una dura presa di posizione quella della UIL dopo le operazioni appunto delle forze dell'ordine della Marca che hanno scoperto lavoratori in nero, alloggi in strutture fatiscenti. Sentite. Siamo alla follia pura, persone costrette a lavorare senza contratti, senza norme di sicurezza, alloggiate in case fatiscenti. Se non lo avessimo letto faremo anche fatica a crederci, sembra di tornare nell'Ottocento quando vigeva la schiavitù negli Stati Uniti. Gianluca Fraioli, coordinatore UIL Treviso, insieme a Giuseppe Bozzini, segretario regionale UILA, intervengono così dopo le ultime operazioni delle forze dell'ordine di questi giorni nella Marca. Lavoratori, soprattutto stranieri, regolari e no, impiegati in agricoltura e come scoperto a Maserata e San Biagio di Callalta, trovati poi a vivere in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Per il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza è necessaria una seria riflessione sul tema dell'accoglienza dei lavoratori stranieri di cui il mondo economico ha sempre più bisogno. Ci devono essere più controlli, ci deve anche essere una coscienza da parte degli imprenditori e questo è un problema di cultura, è un problema che bisogna affrontare perché anche con il calo demografico avremo sempre più bisogno di manodopera straniera, non di italiani, e l'accoglienza è fondamentale per instaurare un rapporto che non porti a tensioni sociali come sta succedendo in Francia con le banlieue e come potrebbe succedere anche qui da noi. Declinare in chiave politica quella che è stata la carta vincente dell'imprenditoria veneta è per il presidente Pozza la strada da percorrere per evitare pericolose tensioni sociali. Il successo del nostro territorio da cosa è stato dato? Dal rapporto tra l'imprenditore e i suoi collaboratori ed è stato fondamentale questo. Su scala nazionale bisogna tradurre questo come istituzioni, aiutando ovviamente il mondo dell'impresa, favorendo l'inserimento. Intanto i sindacati chiedono con urgenza un tavolo con i comuni, con la prefettura e le organizzazioni datoriali di categoria per fare il punto su questa drammatica situazione e comprendere insieme, concludono UIL e UILA, quali possano essere ulteriori strumenti utili da adottare in provincia di Treviso. Cambiamo ora argomento, parliamo della sanità del Veneto, perché il bilancio dell'ultimo sondaggio non è incoraggiante. Sentite. Quasi 7 veneti su 10 ritengono che il servizio sanitario pubblico regionale sia peggiorato negli ultimi 2 anni. È il risultato di un'indagine della Fondazione Corazzin per la CISL del Veneto, i cui risultati sono stati resi noti a Mestre. I questionari sono stati distribuiti ad un campione di oltre 3.500 persone, il 31% delle quali ha dato una valutazione globalmente negativa del servizio sociosanitario. Poco meno di 1 su 10 si è dichiarato soddisfatto, una percezione negativa che non si focalizza solo sulla lunghezza delle liste d'attesa. Intanto c'è un problema di risorse da destinare al sistema sociosanitario, questa è una questione che noi stiamo affrontando a livello nazionale e anche a livello regionale. In secondo luogo c'è una carenza di personale e in terzo luogo bisogna rafforzare le strutture di presa in carico delle persone nel territorio. Ecco, da questo punto di vista ci sono anche le risorse del PNRR in questo momento da mettere in campo per costruire proprio e rafforzare la sanità di territorio. Il sistema sanitario veneto era generalmente percepito come un'eccellenza e forse questo ha contribuito ad un giudizio severo sul suo stato attuale, misto al timore che le cose possano peggiorare ancora. I cittadini non hanno visto ancora un segnale netto di tendenza inversa e quindi la preoccupazione che le cose possono andare come stanno andando adesso e nelle risposte la preoccupazione che ci si debba rivolgere sempre verso alla sanità privata o comunque a pagamento e quindi con la preoccupazione che il nostro sistema sanitario venga depotenziato, mentre invece la richiesta forte
che invece venga fortemente mantenuto. Secondo la CISL c'è da recuperare il rapporto di fiducia coi cittadini e gli stessi intervistati, per quanto critici, riconoscono la presenza di forti potenzialità di miglioramento che però vanno messe in campo per invertire la rotta. Molti rispondenti sono preoccupati perché il messaggio è che si paga chi ha i soldi, si cura chi ha i soldi per pagare. Ecco, questa è un'altra percezione che emerge molto chiaramente. Torniamo alla cronaca perché dopo 5 giorni di agonia è morto il giovane di appena 22 anni di Silea, ferito domenica sera dall'ennesimo drammatico incidente lungo la Treviso Mare tra Roncade e Meolo. Giovanni Marino, questo è il nome del ragazzo, era in sella alla sua Yamaha quando è avvenuto lo schianto che ha coinvolto oltre alla moto anche 2 auto. Le condizioni del giovane centauro erano apparse subito gravissime. Trasportato all'ospedale Cafoncello, è rimasto ricoverato in terapia intensiva in bilico tra la vita e la morte. Alla fine Giovanni si è spento in un estremo atto di generosità. La famiglia ha consentito l'espianto degli organi. La procura dovrà ora aprire un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri. Giovanni, già studente del Planck di Lancenigo, era iscritto a scienze infermieristiche con il fortissimo desiderio di intraprendere la facoltà di medicina. Era appena riuscito a passare il test d'ingresso. E ora la cronaca ci porta ad Arzignano. Un pedone è stato investito e ucciso da un furgone. Tragedia in mattinata ad Arzignano, nella frazione di Tezze, dove ha perso la vita un 85enne dopo essere stato investito da un furgone mentre era a piedi. L'incidente è accaduto intorno alle 11 in via Montecchio. Le dinamiche ancora da ricostruire sono al vaglio della polizia locale di Arzignano, intervenuta per i rilievi. Sul posto arrivati anche i sanitari del SUAM 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un uomo di 74 anni è morto questa mattina fra le lamiere della sua auto che si è ribaltata poco prima dell'incrocio per Farra di Mel in comune di Borgo Valbelluna. L'anziano del posto era a bordo della sua Panda quando, per cause ancora da accertare, non si esclude un malore, ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada. L'incidente è accaduto attorno alle 12:30. La chiamata del 118 ha fatto convergere in zona i mezzi di soccorso, l'ambulanza del SUEM, forze dell'ordine e vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 74enne incastrato fra le lamiere dell'utilitaria. Il traffico lungo la provinciale della Sinistra Piave, a quell'ora particolarmente sostenuto, ha subito rallentamenti. E ora qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, in primo piano ancora una volta la cronaca. Siamo nel Bassanese, fiamme all'asilo nido comunale di San Giuseppe di Cassola. Momenti di paura all'asilo nido comunale di San Giuseppe di Cassola, dove dopo mezzogiorno è divampato un incendio in una delle aule dell'istituto mentre i bambini stavano giocando. Fondamentale la prontezza delle insegnanti che hanno radunato tutti e 55 i piccoli e li hanno portati all'esterno nel punto di raccolta previsto in caso di evacuazione. Assieme a loro è evacuata anche la vicina scuola media per sicurezza fino a che non sono stati compiuti tutti gli accertamenti. Assieme ai pompieri sul posto anche ambulanze e forze dell'ordine perché subito non si conosceva la reale entità del rogo. Si è accesa improvvisamente la segnalazione d'allarme e le ragazze a seguito dell'allarme hanno cominciato a sentire una puzza di bruciato e ha visto dei gocciolamenti dal soffitto. I bambini fortunatamente non erano sotto il posto di gocciolamento ma erano in altri posti. Cosa può essere un surriscaldamento, un cortocircuito? Ci sono indagini in corso da parte dei vigili del fuoco, ma si presuppone che sia un surriscaldamento di un'apparecchiatura elettrica. E per fortuna che i bambini non erano ancora a letto. Sì, perché avevano appena mangiato e il programma prevede che dopo mangiato i più piccoli vadano a letto. Se lei capisce che fare evacuare 55, abbiamo 10 maestre, per carità, più un insegnante di sostegno, ma 55 bambini a letto sono diversi che 55 bambini deambulanti, pensando anche all'età da 6 mesi a 3 anni. Dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'edificio, sono partiti i lavori di sistemazione. Sarà da mettere mano al controsoffitto dell'aula dove sono divampate le fiamme e pulire polvere e fuliggine che hanno interessato l'intera struttura. Certo è che ora ci sono dubbi sulla prossima riapertura, ci spiega il presidente della cooperativa che gestisce il nido comunale. Non sappiamo cosa dire se lunedì mattina, il problema più grosso è se lunedì mattina riapriamo o meno. Dobbiamo stare in attesa di quello che ci dicono anche i vigili del fuoco.
Ci spostiamo ora nel Padovano e torniamo a parlare degli insulti social al generale Luigi Cadorna. Il venetista Michele Favero condannato a risarcire gli eredi. Insulti sui social contro Luigi Cadorna, il generale è passato alla storia per la sanguinosa disfatta di Caporetto nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale. Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, è stato condannato a risarcire il nipote. Il venetista si era opposto in appello alla condanna del Tribunale di Padova emessa nell'agosto del 2022 che gli imponeva un risarcimento di 10.000 euro a Carlo Cadorna. La Corte d'Appello di Venezia però ha rigettato la sua richiesta, affermando che la critica storica nulla ha a che vedere con il dileggio che nella fattispecie era avvenuto utilizzando epiteti di animali o di figure criminali. Purtroppo è stato rigettato, dico che sono rimasto esterrefatto perché non ho altri termini per descrivere questa cosa qui. Tenete conto che per quanto riguarda invece l'aspetto penale io sono stato assolto sia dai giudici di Padova che da quelli della Corte d'Appello di Venezia. Allora non si capisce perché per lo stesso capo di imputazione debba essere dichiarato colpevole di questo. Il nipote di Cadorna aveva deciso di denunciare Favero in sede civile per diffamazione aggravata continuata. Oltre al pagamento di 10.000 euro, Favero è stato condannato anche a cancellare il post con le offese. Vado avanti, non mi piego e rimango convinto di quello che ho detto, perché io penso sempre a quelle mamme di quasi bambini, perché a 17 anni non si è ancora uomini, che sono stati portati via da casa e sono stati uccisi con la decimazione, cioè con l'estrazione a sorte di un soldato ogni 10 in caso di insubordinazione. Oppure, signora, suo figlio è stato estratto a sorte per volere di Dio, no? Come dicevano gli ufficiali su ordine di Cadorna. È stato estratto a sorte, pertanto lo abbiamo ammazzato e poi l'abbiamo gettato in un dirupo, come è avvenuto ad esempio per Asiago, nella brigata Catanzaro, dove è diventato poi questa fossa, diciamo, di ragazzi di 17 anni, è diventata anche una discarica. Ecco, ma che terminologie dovrei usare io per definire chi ha fatto questo dei ragazzi di 17 anni? E devo essere condannato per avere detto questo? Ebbene, condannatemi, non so che dire. Io rifarei tutto. E a proposito di storia, a 60 anni dalla tragedia del Vajont entra nel vivo il programma di eventi organizzati per commemorare l'anniversario. Sto lavorando con la struttura tecnica di missione al Ministero per un piano nazionale idrico che sta raccogliendo segnalazioni, esigenze e proposte da tutti i territori, da tutta Italia, per darci finalmente sul tema dell'acqua, dell'utilizzo dell'acqua, della salvaguardia del bene acqua e della distribuzione dell'acqua, obiettivi a medio e lungo termine senza inseguire l'emergenza settimanale, perché una settimana c'è la siccità e la settimana dopo c'è l'alluvione. L'annuncio di un piano nazionale idrico e poi il nuovo codice degli appalti che avrà bisogno di un tagliando a fine anno, che ha agevolato l'iter delle opere pubbliche e che a gennaio avrà le sue norme in tema di trasparenza. Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini non ce l'ha fatta a salire a Longarone per partecipare al convegno del Consiglio nazionale dei geologi, ma ha voluto lo stesso essere presente con un collegamento audio dall'aeroporto di Linate. L'occasione è il 60° del Vajont e con l'appuntamento di oggi sono entrati nel vivo gli eventi del ricco calendario che scandisce e declina il significato della memoria di quella immane tragedia di Stato. È un'occasione soprattutto di confronto per loro a 10 anni dal giorno in cui praticamente c'è stata una sorta di riconciliazione con il mondo dei geologi e le comunità del Vajont, perché in effetti finalmente sono stati ammessi quegli errori di valutazione che hanno purtroppo contribuito alla tragedia. Sul palco Pietro Semenza, geologo, figlio di Edoardo, che 4 anni prima della tragedia, nel 1959, scoprì per primo parte della paleofrana poco a monte della diga allora in costruzione. È una storia che sicuramente ha tanto di geologia e di professione ed è per questo che, come diceva, è impressa così tanto nella memoria collettiva della nostra categoria professionale. Questo secondo me si porta dietro un insegnamento e l'insegnamento che io ne trago, che poi ognuno potrà trarre il proprio da questa memoria, è quello di una forte responsabilità professionale, sia per quanto riguarda la professione, ma anche una responsabilità come categoria professionale verso la società.
Torniamo nel veneziano perché 2 attivisti di Extinction Rebellion sono saliti con una scala stamani sul balcone di Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, vicino appunto alla stazione di Santa Lucia a Venezia, e hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione. Si sono poi legati al balcone, da lì hanno pronunciato un discorso ai cittadini. Nel piazzale sottostante è stato montato un cavallo di Troia in cartapesta. L'azione di oggi, afferma una nota del movimento, denuncia simbolicamente come il piano di contrasto all'emergenza siccità della Regione Veneto sia similmente al cavallo di Troia un'arma pericolosa presentata ai cittadini come dono. Un decreto, aggiungono, che non riconosce la crisi climatica come causa della siccità e degli eventi meteo estremi che stiamo sperimentando. Guardiamo insieme le immagini. Ignora l'allarme della scienza sulla crisi climatica e le sue cause. Il piano siccità è un cavallo di Troia. La politica ci illude che i problemi si risolvano senza cambiamenti urgenti e drastici. Rimaniamo a Venezia perché è comparsa la notte scorsa in una nicchia proprio sopra il ponte dell'Ovo tra il Goldoni e San Salvador una Madonna dipinta di rosso e con una maschera da sub. L'opera, dal titolo Red Virgin, porta la firma dello street artist francese Colomina ed è un messaggio rispetto alla crisi climatica, in particolar modo sull'innalzamento dei mari, tema sentito a Venezia. Colomina ha detto di averla realizzata appositamente per il centro storico lagunare. Sono venuto la prima volta a Venezia per un reportage e poi ho iniziato a creare la statua. A quel punto preciso della città ha spiegato: si tratta di una Madonna in resina con una maschera a boccaglio e spero che resti lì dove l'ho messa. Perché Venezia? Perché l'acqua è alta e sempre più alta. Ha sottolineato, la statua vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico responsabili dell'innalzamento dei mari. Con questa notizia chiudiamo l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Vi lasciamo ora le previsioni del meteo. Grazie per averci seguito. Una buona serata a tutti voi. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Il weekend che segna la fine di settembre e l'inizio di ottobre sarà caratterizzato dal bel tempo e da un clima tardo estivo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, tanto sole come vediamo, il cielo sarà sereno sulla pianura, poco o parzialmente nuvoloso sui monti. Temperature oltre la norma stagionale, minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia in montagna non è esclusa localmente una nuvolosità più consistente. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui prevarrà decisamente il sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.